Si profila una nuova emergenza igienico-sanitaria per Porto Empedocle. Questa volta non si tratta di un ritardo nei pagamenti degli stipendi agli operai ecologici. La causa è legata all'elevata quantità di rifiuti organici che vengono scaricati nell'impianto di compostaggio di Sciacca, provenienti proprio dalla raccolta differenziata effettuata a Porto Empedocle. Una quantità che risulta essere superiore di circa 6 volte rispetto agli accordi stipulati in sede di sottoscrizione del contratto con il comune di Porto Empedocle e la Sogeir che gestisce la discarica. Una quantità di rifiuti che mette in crisi l'impianto, che deve anche smaltire naturalmente anche rifiuti di altri comuni siciliani. Già ieri la raccolta dell'organico nelle utenze della zona A di Porto Empedocle si è fermata proprio perché l'impianto era già indisponibile e le imprese Iseda, Icos ed Ecoin che gestiscono l'appalto sono intervenute con mezzi speciali per compattare quanto più materiale possibile, riuscendo a tamponare un'emergenza che da oggi sarà inevitabile, se il comune non correrà a ripari, magari chiedendo aiuto a qualche altro impianto per scaricare l'organico. Intanto il raggruppamento temporaneo di imprese ha scritto nuovamente al comune e per conoscenza al prefetto di Agrigento Nicola Diomede per comunicare la negata autorizzazione allo scarico e la conseguente sospensione del servizio di raccolta. Restando inalterata l'attuale situazione dei conferimenti, spiegano le ditte, il disservizio è destinato progressivamente ad interessare tutte le utenze ricadenti nel territorio empedoclino. Per scongiurare il rischio di un'imminente emergenza sanitaria, invitiamo l'amministrazione comunale ad individuare con urgenza un impianto alternativo a quello della Sogeir o ad utilizzare il conferimento della frazione organica nella discarica di Siculiana, previo accordo scritto con la Catanzaro. Dal canto suo, il sindaco Ida Carmine e l'assessore Salvatore Baiamonte stanno provando a trovare una soluzione. Dobbiamo capire, ha detto il sindaco, innanzitutto dove portare i rifiuti in questa fase di emergenza e poi trovare un impianto dove poter conferire in maniera stabile, in modo da evitare il verificarsi di episodi simili. E così a pochi mesi dall'inizio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, che nonostante la mancata collaborazione di alcuni cittadini si attesta su percentuali che sfiorano anche il 70%, per Porto Empedocle arriva una nuova emergenza che per essere risolta necessita dell'intervento urgente dell'amministrazione comunale.